Il sostegno alla squadra non è certo mancato ieri sera quando davanti allo stadio Esseneto si sono radunati in gran numero i tifosi biancoazzurri per un sit-in che è servito a dimostrare tutta quanta la passione del popolo biancoazzurro nei confronti dell'Acragas. A dimostrare l'importanza dell'iniziativa è stata la presenza del presidente Silvio Alessi, il quale ha voluto testimoniare la sua personale vicinanza ai tifosi. Ma Alessi ha voluto fare anche chiarezza, mettendoci la faccia di fronte a chi ieri sera in piazza ha provato a muovere critiche più o meno pesanti nei confronti della società biancoazzurra. Solo un miracolo può aiutare l'Acragas, ha detto ad un certo punto il presidente. Sono qui, ha aggiunto, per spiegare le reali situazioni che non sono certo quelle che ho letto su alcuni giornali. Poi la doccia fredda, con parole che nessuno avrebbe voluto mai ascoltare. Oggi, ha detto Silvio Alessi, purtroppo non ci sono le possibilità per scrivere la squadra. Fine di un sogno? Forse, ma non è detto, perché spinti dall'amore per la squadra, nessuno vuol credere che il giocattolo è già rotto. Molti tra i presenti se la sono presa con i politici, a cominciare dal sindaco di Agrigento, che non hanno mosso un dito sulla vicenda, salvo poi a mettersi in mostra e sostenere di essere i primi tifosi. Ci sono i bilanci che parlano chiaro, ha aggiunto Silvio Alessi, e di fronte alle grosse cifre sborsate ha parlato con grande amarezza degli spiccioli, effetto della vendita dei biglietti, appena 70.000 euro. Come dire che lo stadio è rimasto vuoto malgrado la decisione di ridurre i prezzi. Alessi è andato giù duro criticando le notizie assolutamente infondate che davano per avvenuto il pagamento degli stipendi, così come non ha tollerato le voci che parlavano di buco nei bilanci. A questo proposito Silvio Alessi ha chiarito che l'Acragas è la terza squadra di Lega Pro ad avere proprio i bilanci in regola. Purtroppo quel che rimane in sospeso è la benedetta iscrizione al campionato, quando mancano appena 2 giorni al termine fissato. Agrigento intanto si appresta a festeggiare con la solita devozione San Calogero, una festa, possiamo dire, che arriva quasi a proposito per i tifosi dell'Acragas, perché non è affatto irriverente rivolgere una preghiera al santo, se è vero che solo un miracolo può salvare la situazione. Presidente, scusa, allora a questa sera la squadra non possiamo parlare più di iscrizione? A questa sera io posso dire che abbiamo seriamente il rischio che non iscriviamo la squadra. Purtroppo abbiamo fatto tanti appelli, abbiamo fatto tante situazioni, nessuno si è fatto avanti, il presidente Giavarini e anche io ci siamo stancati un po' di questa situazione sempre di promesse vane, di situazioni che si parla solo sui giornali, sui social net. Oggi io mi malincuore e mi piange il cuore perché io da 6 anni che ho portato avanti le sorti di questa società, sono qua perché ho voluto metterci la faccia per l'ultima volta con i tifosi a spiegare un po' quali sono le reali situazioni, ma le reali situazioni, non le cose che si leggono sui giornali, sui social network. Io oggi sono qui e dico che purtroppo, e lo dico a malincuore, non lo dico perché io sono il primo forse tifoso di questa squadra, non ci sono oggi le possibilità di iscrivere la squadra al campionato. Quindi smentita ogni trattativa da parte... Assolutamente sì, non c'è stata nessuna trattativa, non c'è stato nessuno che ha fatto una telefonata per dire cosa sta succedendo. E questo io ho avuto questa premonizione quando abbiamo vinto il campionato, perché abbiamo vinto il campionato, ci siamo salvati all'ultimo minuto, abbiamo fatto un'impresa sportiva e non c'è stata una telefonata o un comunicato di dire complimenti a questa squadra. Quindi vuol dire che l'interesse per questa società e per questa squadra non ce l'ha nessuno. Gli unici che l'abbiamo avuto fino ad oggi siamo stati i Giavarini, ma non possiamo più continuare su questa linea.